Ciao Lucy. A Benedè, come te va? Come me va così? E coromolo, quando decidete, Ma sì, non c'avevo manco l'occhi per piagne, ma che devo da decidere? Manco un paro di scarpe posso fare, guarda come sono ridotta. Me le puoi isolate, prego, che non posso più camminare. Mettete un po' a sede. Non corre, Arrivo. Dammi un po', fammi vedere. Tieni, Lucy. Ma che te risolo? Oh. Qua scarpa non ce ne sta più. Tocca buttarle. Buttalle? Ma che sei matta? E che cammino scazza? Mica ce n'ho un altro paro. Non c'hai in parte di anelle, tu scioccia. Ho dovuto da buttarle l'altro anno. Sono rimasti solo i lacci. Vediamo un po' che posso fare. C'era rimasta una pezza di tua pelle dura come una pietra. Oh, ma che me va fa morire? Già mi sono venuti due geloni che non riesco a mandare via. Hai provato a pisciatte sui piedi? Mia nonna lo faceva sempre, eppure io ci ho provato. Che schifo, Luci! Dammi retta. O fai per 2 o 3 giorni, magari la sera, aspetti che te s'asciughino da soli, te spariscono. Ce la posso fare. E allora rienteli. Aspetta. Oh, Benedetto, guarda che c'ho. Che è? Un cappello? È il cappello di Crispino, tanto non se lo mette. Io regalò un vecchio vetturino morto de vaiolo. No, mi va proprio male, Luci! Ah, Benedetto, senti che pelle. Questa pigeloni tua. Sì, non sono morta prima de vaiolo o de piscio. Vatta a fan giro, va, quando torni le ciocce sono pronte. Crispy, c'è problemi, non mi puoi pagare, mica mi farà litigare con mio marito. Potevo metterci d'accordo. Che fai? Non scherzare col fuoco. I baiocchi ti faccio vedere più presto, dai. Molla però. No, ma che uomo sei? Che qua, quanto mi piace assai! Uomo di panza, uomo di sostanza, e poi non ce lo sai che pagare a morirci sempre tempo. L'avevo tanata appena arrivata. Ah! Guardate che non state mica soli. Ce sto pure io, ce sto! Oh, allora! Luci, sei invisibile, più peggio del fantasma, che conti di niente. Se te damo un piccio, mamma, alza le chiappe e va a pregare. Sta zozza! Vattene! Corri da tuo marito, quel cornuto! E chi sarebbe il cornuto? Erbove! Buongiorno, Sor Nazaré. A te stai qua. T'ho cercato per tutto il borgo, che stai a fare? Nazaré, sono venuta a riscote, no? Ah. Però pensavo che forse... Mica ti vorrei fare un altro par di scarpe? Ecco, ci stavo proprio a pensare. Invece di pagarmi il baiocchi, Crispino, me potrebbe fare 2 ciose. Ma che ciò, che pianelle. Coi soldi che ti deve dare, Crispino ti farà 2 stivaletti di capretto, col tacchetto e tutto il resto, bella mia. Gli stivaletti costano 3 volte i giletti denunzia. Iece dovete dare resto a Crispino. Ah, Crispino? Te sei fatta la suocera? No. Te che vai, Luci? Non te impicciare. Scusate, sento una puzza che mi dà fastidio. Vado a finire a bottega, che c'è più luce e se respira meglio. Grazie. E di che? Niente, è modo di dire. Gli avresti mica fatto un par di scarpe. Ecco che pelle, non è un modo di salutare. E da quando invece di buongiorno si dice grazie? D'amo. Me stai a canzonare. Salve. Grazie. Prego. Grazie. Non c'è di che. Grazie. Son signore. Grazie. Ta ripeti? Grazie. 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 Al cazzo. Hai finito di giocare? Ma hai rifatte le scarpe? Sì, ecchile. Ma hai rifatte 9? Certo, e senza li bottoni, provatevele. Grazie. Ignorante. Stavolta ci ha azzeccato. Quest'anno come in quanto. Vabbè, vi saluto. Saressero 4 baiocchi.
V'ho già detto che non ve pago! Ma noi le scarpe nuove avevamo fatte, ce le dovete da pagare! No, ne! Ma mica oggi, domani! Se stanno a scuce! Dove? Lì, Arditone! Ma dove? Artallone! Artallone o In Arditone? mezzo! Ma no, Lucia! Levate! Tieni, sbrighete, ricucile sta Pure l'altra se sta a scuce! Ma che scarpe mi ha rifilato? Tieni, sbrighete! Lucia, ma come ha fatto queste scarpe? Ecco! E se li volete, cacciateli sordi! Hai capito sta strappona? Ridatemele, sono le mie! No, e se lo pagate vado pure a chiamare le guardie. Sti due delinquenti, voi faccio vedere io! L'occhi della Madonna ve vedono e ve maledicano! Non provateceli in manco! Stavo scherzando! Non l'ho fatto per te! L'ho fatto perché c'era lei! Se no, Sì, no che? si dice! Che signore! Se ne ido, Non si vede più? Sei sicura? Sì! Eppure stavolta mi siete salvato, va! Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Papà! Fitta bella! Come sei venuta a trovare? Vieni qui, dammi un bacetto a papà tuo. Dà un bacetto pure a me, Margherita! Sì, dammi un bacetto a papà. Adesso sono Sor Genuflessa. Chiamatela così, col nome nuovo. Genuflessa! Che nome è? Chi t'ha dato? L'ho scelto da me stessa. Perché non ti piaceva, Margherita? Quasi tutte so cambiano. Potevi scegliere quello di tua madre? Si chiamava Maria, come la Madonna. E chi so io per chiamarmi come a Madre di Cristo? No, io che sto sempre a pregare, sempre in ginocchioni, per terra, sui banchi, sulle scale. Genuflessa mi so chiamata. Povera figlia mia. Ma non ti faranno male le cianche? Per il Signore che volete che dè. C'ho i ginocchi e sotto palloni, ma è sacrificio di niente. Così lui è contento di me. Ah, basta che sei contenta te. E voi? Perché non siete venuti alla cerimonia di consacrazione? Non siete contento di me? Non ho potuto, figlia mia. Mi hai fatto sta troppo male. Dico io, come ti è venuto in mente di andare a rinchiudere? Se sarebbe via tua madre. Mia madre ce lo sapeva, mi voleva fare Monica. Lascia perdere sta poraccia, ti è venuta a trovare, sei contento? Certo che sono contento. Vieni qui, fatti abbraccicare, Margherituccia. Fammi così. Ma Genufle, che sta a fare? Ci ha messo le radici? Madre reverendissima. Reverendissimi, illustrissimi. Monsignore. Forse è meglio che se levamo da qua. Oh, se ne io questo! Angelica, Annibale, Angelica, Annibale, Angi. Anni. Quanti anni? Una vita Non pensavo di rivedette. davanti a una bottega di Scarparo. Che hai fatto tutto sto tempo? Quello che hai fatto te, mi ero stufata ad aspettare. Perdonami. E di che? Non so. T'hanno mandato in Francia per schiarirti le idee. Io l'idea ce l'avevo chiare, ma tu non mi hai fatto sapere più niente. Io stavo in collegio e non ci ho avuto più notizie. Che stavi fuori l'ho saputo dopo. Perché non ti sei sposata? Così, Così come? non lo so. So che stai a Santa Cecilia. Vengo domani per i funerali da Abbadessa. E sarebbe ora che ti facessi vivo. Non ci sei mai venuta al convento. E Santa Cecilia dipende anche da te, cardinal presbitero. Ancora per poco, forse il Papa mi nomina cardinal vicario. Congratulazioni. Allora bisogna che si sbrigamo. Che c'è?
È morta la badessa. Paraponzi, ponzi, Una santa, una santa. Via libera! Oh, mi ero scordata che stai di là. E me ne sono accorto, mi sono appennicato. Oh, tu stai qui. Oh! Stavo amici, la finanza è venuta, ma crocchiato, disgraziato! Mi va per te! Non te ne vado da nessuna parte, perché ho fatto picco. È che mi vuoi troppo bene. Dai, dammi un bacio, su. Arturo, che baci mo te li filo tu boccatoni! Sei bene, no Crispino! L'hai fatto morire. Se magnino. Oh! Ide fora, fai cianciconi! Sortimo, dai. È inutile che scappi da sto calabrone. O senti 30 orecchie sto ronzio. Troppo miele, c'è da succhiare, bene mio. Ma che te sei scimunito? Era carina, no? So proprio tu mocciosetti, E mo? E mo perso tutto sto tempo e c'avevamo ancora da famparo del bordacchè. Con tutto sto via vai, abbiamo trovato il tempo di lavorare. Hanno preso la piazza dei ricevimenti. E quando la famo crescere qua a bottega? Mica volessimo rimanere così. Venite da Crispino, che vi veste e vi rimette al mondo come un damerino. Me sa tanto che come stamio a rimanessimo. Farsa, buciarda e puro zozza! Che è? Li complimenti veri da bruciano? Ma m'hai stufato! Cerchi solo guai! Te e quel del tuo marito! Sta ferma! E questa ci ha capito? Buona! Ecco, me so sfogata e mo me sento meglio. Allora, sti bordacchè, che c'ho fretta? Sono pronti, sei contenta? Te adesso sei contento e mi devi pure ringraziare, visto che non mi hai dovuto da pagare i giletti. Si mozzico ne sgamava, altro che ringraziamenti. Dai, è proprio vero che zitella quale acida, sei peggio del limone acerbo. Volevo ricominciare. Ancora! Calma! Oh, peggio di Ducatte selvatiche. E come? Non vi era piaciuto lo spettacolo? Che state a di? Fai una preghiera di contrizione. Contrimiti! Ermignettà vestito matto. Che stialetti. Ecco, vanno bene? Se accontentiamo, pure se non mi pare un orti come avevi detto, giusto perché c'ho fretta che devo correre a Piazza Farnese. Sorto! C'hai qualche appuntamento? Tutta Roma si raduna lì oggi. Che non ce lo sapete? Ai Triangoli ci stanno 3 madonnelle. Una è quella di Palazzo Farnese a Via del Monserrato, l'altra è quella che sta all'angolo di Via del Mascherone e la terza a Via dei Baulari. La gente ne sceglie una e si mette a aspettare. Non abbandonerò mai. Troverò lavoro e ci sposeremo. Amore mio, te voglio troppo bene. La vita ci costringiamo a scappare. Offro solamente sto core e giorni di fatica e povertà. Non me ne importa proprio niente assai, se sta da sola qui vuol di soffrire, è meglio soffrire insieme core a core. Unico solo mio grande amore, 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 amore. E allora vieni con me senza pensieri. È vero che l'amore fa ricchi. C'avevo già più oro del sultano, la casa che è il castello del sovrano. Tu sei il mio re, io la tua regina, io vengo dietro a te puro all'inferno, che mi importa
paradiso. Amore, 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 amore. Amore, 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 amore. Oh Madonnina, Vergine Maria, guardate sta poraccia de Lucia, che con l'animo contrito ve prega cor vecchio e sacro rito. Madonnella mia del Vicoletto, non v'ho mai chiesto niente, per rispetto. V'ho detto grazie a pecoroni per colera, grazie per mangià mattina e sera. Ave o Maria, ascoltate st'orazione, ma sentite la mia grande divozione. Grazie per avermi dato sto mestiere, grazie per essere ben amata dal quartiere. Orsù dunque, avvocata nostra, ascoltate chi ai piedi ve se prostra. Non so se avete mosso l'occhi o se li muoverete. Io ve prego da sempre, ciò lo sapete. È una vita che m'inchino sotto a st'angoletto e mo me sento un bruciacore tr'interpetto. Madre de Cristo, fiore de maggio, è la prima volta che pio sto coraggio. Fatemi trovare il modo e la maniera de convince quel broccolo pelato a guardarmi con l'occhio innamorato, per st'affetto nuovo che mi consola e per non farmi restare troppo da sola. Ah! Oddio! No, sono Nazareno. Mo non riscondete più. E bravi. Avete capito che sta contro Nazareno ci si rimette solo. Chi t'ha detto che stavo qua? Qualcuno ha messo in giro la voce e chi m'è qua. Vero Crispin? Traditore, vigliacco! Come avete potuto? Non l'avete capito? Tira fuori il grano, così finimo sta litania. Sì, c'ho questi. Allora, aspetta. Metteci pure questi. Ah, Crispi! Eri di risparmi pa' a bottega di tutto! Non fa niente, Lucia, vede che ne è destino. Con permesso. Mi sa che ha per culo. E che sono questi? Saranno 30 baiocchi al massimo. No, belli. Vi è qua, Romolè. No, che mo te faccio vedere io come No, posso no, mettere no, a posto no, chi no, vuole. no. Te sei venuto da me a chiedermi i soldi. Io stavo tanto bene a casa mia. E mo me li devi dare con l'interesse. Cenciosa da imbugliare. Nazaré! La Madonnella mi ha fatto la grazia! Sono cinta! De chi? Te pare il momento? Ripeti. Sono cinta, lo vuoi capire? Lascia perdere quel coltello che qua! Che c'hai? Mi viene da piagne. Sei incinta, davvero? E tu lo sta di? La Madonnella mi ha fatto la grazia! Lo sapevo, io l'ho pregata tanto, quanto l'avevamo aspettato, Nazaré! Ma non ci posso credere. Ma sei sicura? Sì, te dico così! Auguri! Nazareno, buongiorno. Allora, siete pronti per la cerimonia? Sì. Crispi, sta mantella no. Benedetto, Eccola. la mantella, eccola qua. Oh. Permettete che ve la calzi? Oh, e dai. La sistemo io. Ah, so Genuflè, levete, ma come gli ha stata a mente? Volevo dare una mano. Ognuno è il lavoro suo. Te devi pensare a pregare. Non è lavoro quello. E invece sì, tu preghi per noi che siamo buoni. Ci avete ragione, Luci. Io mi sono scordato tutte le preghiere. Davvero? Eh. Allora forse è meglio che vado in chiesa, che lì mi riesce proprio
Ecco, brava, sì. Chi deve sta pregare o deve fare? Corri, va in chiesa, va. Allora vado in chiesa, vado a pregare una preghiera che mi sono parata mo. Regina cieli letare, alleluia. Qui avviene ruisti portare, alleluia. Resurrexi, sicut dixi, alleluia. Ora pro nobis Deus, Che meno male, era diventato un fenomeno da baracconi. E mo si sono calmate loro e pure noi. E così quello che hanno detto che l'occhio hanno alzato al cielo sono stati maledetti, mentre le altre no. E quelle che piagnete no? A Lucia erano le persone che piangevano attraverso l'occhi lacrimosi gli pareva delle agne matonnelle. Allora, è tutto finito. E il caso è chiuso. Mo però me ne devo preparare, Arrivederci. Ah, Crispi, alzati. Devo andare in chiesa perché c'è Mozzico che mi ha fatto tu va. Una testa così tanta finché ne era sicuro che la pupa gli ha battezzato io. Arrivederci, monsignor. Ah, Crispi, come sei cambiato? Io? Dove sta la fusciacca nuova? Non lo so. Come non lo sai? Non sei tu che fa sempre finta di mettere a posto? Ah, faccio finta. Cercatela da solo che devo mettere ancora 2 punti. Santa Lucia, non te ne. E da mo' che se ne da Santa Lucia, se non riesci a vedere dove metti la roba e nisconni pure la mia. Hai provato a bottega 30 la cesta delle pezze? E chi ci ha messa coccialona della coccialona? Reverenda madre! Vi credevamo già in chiesa e invece guarda che mi tocca da fa, eh? Sta de là, mo arriva. Ah, eccolo. Oh, Madre Santissima. Crispi, ce fai o ce sei? Ce faccio. E poi il sogno mio non mi pare tanto lontano. Beh, sono contenta. E mi stammi a sentire. Tu fia che è peggio di una piattola, mi sta attaccata come una cosa. Perché vi vuole bene. Ogni tanto mi gratto. Tu fia, dicevo, c'ha un sommo desiderio. Quale? E perché non me l'ha detto? Forse si vergognava. La voglio accontentare? Certo. Qualsiasi cosa? E che mo sta da chiedere? Sicuro? Ve giuro sull'anima mia. Non ti rimagni la parola, no? Me possino cecamme, me possino squartamme, me possino Vabbè, affogamme. ho capito il concetto. Allora, senza aspettare troppo tempo, ti devi sposare Lucia. Senza aspettare troppo tempo, ti devi sposare Lucia. Sposate Lucia! Allora? Comandate e sarà fatto. Io non comando proprio niente. È tua figlia che te lo chiede.